Non è ufficiale, ma si sussurra ormai da diverse ore che da lunedì prossimo, 18 maggio, dovrebbe finalmente scomparire la seccante autocertificazione, il modello modificato ben 4 volte dal governo, necessario ed obbligatorio per gli spostamenti urgenti ed indifferibili, utilizzato durante la delicata fase del lockdown. Sarà possibile dunque spostarsi dentro la propria regione senza alcun vincolo. Lo ha fatto intendere il capo del governo Conte, che ha dichiarato: ci avviamo ad una ripartenza pressoché completa dove riapriranno gran parte delle attività commerciali e produttive, come bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, centri estetici e forse a partire dal 25 maggio le palestre. Diventa naturale che i cittadini possano lasciare liberamente le proprie case senza più compilare il modulo e sarebbe davvero un controsenso dover giustificare o motivare gli spostamenti. Salvo novità dell'ultima ora, dal 18 maggio sarà consentito incontrare finalmente i propri amici, mantenendo le distanze di sicurezza ed avendo cura di evitare assembramenti. Tutto questo sarà disciplinato in un prossimo ed imminente DPCM alla firma entro sabato. La mascherina continuerà a farci compagnia ed essere obbligatoria nei luoghi chiusi e nei negozi. Potrebbero riaprire anche i centri commerciali, ma si stanno studiando le regole per garantire la sicurezza. Rimane il divieto di spostarsi anche dopo il 18 maggio tra le regioni, se non per motivi di salute, necessità o per comprovate esigenze lavorative. Ho deciso di venire incontro alla ragionevole richiesta di molte regioni italiane, dichiara il capo del governo, di continuare a sospendere e limitare gli spostamenti tra regione e regione, perché in questa fase di ripartenza praticamente completa è bene che non ci siano troppi trasferimenti tra le regioni che potrebbero condizionare nuovamente la curva del contagio. Se ne riparlerà forse dopo il 1° giugno.